Allora, Innovarea ritengo debba essere prima di tutto una suggestione per gli imprenditori, un coinvolgimento molto forte, quasi un credo, non solo perché siamo alle porte della nuova programmazione europea o perché comunque siamo all'inizio forse di una ripresa economica o perché ci siano degli altri temi. Io credo sia in qualche modo quasi una chiamata alle armi, una responsabilità anche sociale oltre che civile rispetto ad un Veneto, a un tessuto economico che ha indubbiamente delle potenzialità straordinarie e ha un DNA da sempre, innanzitutto dei innovatori e poi che ha sempre saputo in qualche modo buttare il cuore oltre l'ostacolo. E quindi oggi come oggi noi abbiamo bisogno, dico noi come istituzioni, assolutamente di avere le imprese sedute allo stesso tavolo, insieme a noi, a fianco a noi, per poter scrivere anche quello che sarà il futuro domani e questo lo possiamo fare solo se abbiamo una visione precisa oggi di quello che sono i trend emergenti, di quello che sono ovviamente anche le nuove sfide. Questo lo facciamo evidentemente con una ricerca scientifica che è quella di Ca' Foscari, quindi con una base molto precisa da cui partire e dall'altra parte però altrettanto vorremmo che proprio le imprese condividessero non tanto quanto la ricerca evidentemente nella quale possono tranquillamente rispecchiarsi, quanto i principi e anche e soprattutto, ripeto, la passione con cui vorremmo veramente arrivare ad un obiettivo comune, che è quello del Veneto di domani.